Andiamo a parlare dell'idrovia Padova-Mare, lo facciamo con Marino Zamboni, presidente del comitato Brenta Sicuro, che è uno dei 16 comitati che lei ci tiene a nominare che sostengono la necessità di ultimare quest'opera. Però qualcosa è successo prima di Natale, cioè c'è stata l'assegnazione della gara d'appalto per il completamento di quest'opera? Certo, le notizie che abbiamo ufficiali da parte dell'assessore è che c'è stata l'assegnazione dall'assessore regionale Maurizio Conte dell'ambiente. L'assegnazione di competenza dell'assessorato all'ambiente. Certo. L'assegnazione provvisoria per quanto riguarda il vincitore, in attesa di ricevere la documentazione appropriata, quindi antimafia, eccetera. La documentazione opportuna, visto quelle che sono le notizie. Per il progetto del completamento dell'idrovia, certo, o per il progetto di trasformazione del completamento di questa idrovia, come diceva prima il rappresentante di Legambiente, come canale scolmatore? No, il bando di gara parlava di idrovia navigabile con delle caratteristiche di base precise. Navigabile però. 350 metri cubi come scolmatore e navigabile secondo imbarcazione cosiddette sommormoschi. Quindi questo accantonerebbe l'idea sia della camionabile che anche della ferrovia? Assolutamente no. Questo è un progetto preliminare, poi lo stesso progetto e questo è uno dei temi della nostra richiesta di incontro, di presenza qui, è legata anche al fatto che quest'opera poi andrà discussa in una apposita conferenza servizi con i primi cittadini delle località toccate dall'idrovia. E anche, noi speriamo, dai comitati, dai nostri comitati. In effetti abbiamo chiesto di essere presenti a questa conferenza servizi. Come mai ci sono 16 comitati che chiedono cosa? Tutti il completamento dell'idrovia? Sì, tutti questi circoli, associazioni, comitati li deve nominare, perché sennò so che lei mi tira le orecchie, quindi se non li nominerà tutti la colpa sarà mia, ma è sempre colpa dei giornalisti. Certo. Beh, noi siamo partiti, noi come Brenta Sicuro, ma anche come attività nel 2014, e anche negli anni precedenti, per carità, ma nel 2014 abbiamo cercato di rafforzare queste azioni proprio perché eravamo convinti che il 2014 rappresentasse un punto di svolta. C'erano dei finanziamenti a disposizione da parte dell'Europa che proprio scadevano nel 2013 anzi, però potevano essere erogati entro il 2014. E la Regione aveva promesso che questi soldi venivano richiesti attraverso la presentazione di un apposito finanziamento, attraverso l'assegnazione di questo bando di gara. Questa assegnazione dimostra che i soldi delle comunità europee sono stati presi, si è partecipato, cioè sta andando avanti il percorso? L'assessore fino alla metà 2014 ha promesso che faceva di tutto, anzi la certezza c'era di ricevere questi finanziamenti, di chiederli all'Europa. Perché adesso avete scritto un documento? Perché vi sentite presi in giro? Perché volete presentarlo, visto che l'assessore rimarrà in carica ancora 2 o 3 mesi al nuovo assessore, al nuovo esecutivo? Certo, torno indietro un attimo. Arrivati a metà anno l'assessore ha cominciato a dire no, non riusciamo a chiedere i finanziamenti dell'Europa perché il progetto è complicato, richiede dei tempi più lunghi e quindi qua ha cambiato la versione. Beh, noi ci siamo mossi con più documenti per rafforzare quello che è l'azione dei cittadini che chiedono fortemente quest'opera per la salvaguardia, soprattutto idraulica, ma anche per un aspetto economico di navigazione. Ma l'assegnazione del progetto non è significativo che qualcosa, cioè se è stato assegnato il progetto per questa realizzazione, credo ad un'impresa, poi ovviamente ci sono tutte le procedure in corso, allora vuol dire i soldi che li tira fuori li ha trovati la Regione? Beh, non si parla ancora di finanziamenti in questa fase, si parla di un progetto preliminare, adesso si ragiona con la conferenza servizi che deve fissare assieme all'azienda assegnataria e alla Regione quello che è il progetto migliore, che è la migliore soluzione per tutti noi. Quindi è passato, scusi se cerco di semplificare, però è importante. Chiariamo i vari passaggi. Diciamo che è passata l'idea di prendere in considerazione il miglior progetto
per realizzare e ultimare l'idrovia. Poi... No, non è passato il concetto, cioè deve passare da oggi in poi attraverso la conferenza servizi. Certo. Cos'è la conferenza servizi? Non è un organo che dà delle indicazioni precise, ma è un tavolo attorno al quale si siedono gli attori, quindi i primi cittadini, la regione e l'azienda che va a costruire l'opera, che ha avuto l'assegnazione. Noi chiediamo siano presenti anche i comitati come portatori di interessi privati, certo, perché è previsto per legge. Quindi questo è un punto importante, perché l'assessore invece ha dichiarato che chiamerà al tavolo della conferenza servizi i primi cittadini. Quindi noi chiediamo fortemente... Quindi i cittadini vogliono partecipare, non essere certo. rappresentati dal sindaco. E questa è la motivazione del documento? No, il documento è di altro tono. Le 16 citazioni. Certo, adesso ci arriviamo. Noi per quanto riguarda la conferenza servizi abbiamo chiesto di essere convocati, quindi abbiamo mandato una raccomandata alla regione il giorno 24, l'abbiamo consegnata alla vigilia a mano, con raccomandata a mano, e chiediamo fortemente di essere rappresentati. Al momento nessuna risposta? Abbiamo la conferma nel momento in cui viene convocata la conferenza servizi. Se siamo chiamati... diciamo, ma sarà convocata prima delle elezioni? L'assessore ha promesso che l'avrebbe convocata, l'ha promesso 27-28 dicembre, entro pochissimi giorni. Quindi noi speriamo fortemente che entro gennaio venga richiesta con conferenza servizi. Io arrivo al documento perché sai, tanto l'orologio scorre. Certo. Quali sono i nostri dubbi? Perché abbiamo redatto questo documento e perché siamo qui? Perché sempre a fine anno l'assessore ha fatto delle dichiarazioni, secondo noi allarmanti. Ha parlato di certamente opera importante per la salvaguardia idraulica, ha parlato di ferrovia che andrebbe nella parte nord dell'idrovia, quindi sul percorso di idrovia. E aspetto fondamentale, se noi facciamo la ferrovia, chiaramente non ha senso la navigazione, quindi l'una toglie spazio all'altra. Se facciamo la ferrovia complichiamo il progetto, perché il pantografo per il passaggio della ferrovia è alto 6,80 m e non ci passa, non è consentito. Non è consentito dall'altezza dei ponti che attualmente ci sono. Quindi noi abbiamo 13 ponti costruiti nel 1960, 13 ponti sul nulla, che noi andiamo nelle campagne, vediamo questo ponte e sotto vediamo che non c'è nulla. Quindi andrebbero completamente ricostruiti, alzando il costo dell'opera, quindi 150 milioni in più sono grazie a questa idea, secondo noi, insensata. E che linea dovrebbe passare? Che linea ferroviaria? Una linea Padova, una linea binario unico, ironico, certo, Padova-Dogaletto. Dogaletto con lo scalo merci, che noi assolutamente non vogliamo, che sarebbe speculare a Ramestre Orte, Romea Commerciale. E quindi secondo noi è una grande complicazione. Tra l'altro questo aspetto, cioè della ferrovia... poi favorirebbe i fautori di questo interporto a Dogaletto, che invece tra interporto di Venezia e di Padova non distruzione inutile di suolo. La presenza della ferrovia, tra l'altro, non preclude che un domani, quando i comitati cittadini saranno un pochino più distratti, si possa nella parte sud dell'idrovia metterci anche la nostra benedetta camionabile. E rimane il canale scomatore? Chiaramente il canale scolmatore avrebbe caratteristiche molto diverse, non sufficienti, come diceva prima Mauro, al fabbisogno di scolmatore. Quindi sta per arrivare, secondo queste vostre previsioni, una cementificazione massiccia che tutto sommato non serve. Assolutamente no. Tra l'altro non è che questa dichiarazione... E i cittadini, visto che sono 16 comitati e non sono pochi, di un territorio, non so di quanto sia la densità di abitanti, ma non è che sono milioni di abitanti. No, parliamo di 1 milione di persone. Fra Padova e Venezia e anche una parte di Vicenza, parliamo di 1 milione di persone che avrebbero giovamento da questo scolmatore. Un altro aspetto importante... Quanto di questo 1 milione di persone sono con voi? Facciamo un'ipotesi. Noi, attenzione, questa è una battaglia... che non vede le masse. No, questo lo so, perché... Non vede le masse per il motivo, perché le masse vedono questa battaglia nel momento in cui l'acqua invade casa, ma questo è anche legittimo, non siamo qui a fare la morale a nessuno, perché poi
Io volevo farle anche questa domanda, ma purtroppo siamo quasi in fine del tempo a disposizione. Che cosa spinge a farsi battaglieri dei comitati civici cittadini? Perché mentre posso capire che chi fa parte di Legambiente, quindi associazioni di più ampio respiro, i comitati cittadini su un obiettivo specifico evidentemente rappresentano degli interessi specifici di un territorio anche. Interessi semplicemente delle vestali di un territorio. Delle problematiche di cittadini. Noi siamo nati noi come Brenta Sicuro siamo nati come comitato locale. Tanti comitati, quindi vuol dire che c'è sensibilità, non ci sarà massa ma c'è sensibilità. Certo, tra l'altro i comitati su queste battaglie fino ad oggi non sono stati soli, ma sono stati assieme a molti primi cittadini. Noi alle nostre iniziative abbiamo visto decine e decine di cittadini. Purtroppo il mio cronometro ha detto fine, fa una rapida elencazione, rapidissima. Velocemente, in questa battaglia ci sono Legambiente Veneto, i circoli di Padova, Venezia, Selvazzano, Vigonovo, Riviera del Brenta e Saccisica, quindi Piave di Sacco, il Comitato Brenta Sicuro, la CIA Agricoltori di Venezia, Comitato Alluvione 2010, Comitato Una Mano per Battaglia, Salvaguardia del territorio del veneziano e poi Fieso d'Artico con Comitato Difendiamo l'Ambiente, l'Antonio Canova di Vigonovo, Boh Volontaria Pulita, Amici del Piovego e Salvaguardia Territorio di Selvazzano. Io ringrazio Marino Zamboni. Grazie a voi. È stato bravissimo, promosso, ha citato tutti i comitati, quindi nessuno potrà lamentarsi. Idrovia Padova Mare, insomma speriamo che ci possiate dare una risposta a breve, perché appunto si tratta di un'altra incompiuta del nostro territorio. Grazie a voi per averci seguito questa mattina, ci vediamo più tardi con i TG, grazie.